Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Prosegue lo stato di realizzazione del piano da 20 milioni di euro per l'emergenza idrica in Sicilia. Circa il 50% delle opere previste è stato portato a termine o è già in corso di ultimazione. I dati sono emersi durante una riunione convocata questa mattina a Palazzo d'Orléans dal presidente della regione siciliana Renato Schifani. E prosegue anche l'allerta per lo Stromboli, interessato da una significativa attività vulcanica. Il ministro Nello Musumeci, accompagnato dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio, ha presieduto un vertice convocato al centro operativo avanzato sull'eruzione del vulcano. Il GIP di Messina Claudia Misale ha revocato la misura interdittiva nei confronti di Giuseppe Laganga Senzio. Quest'ultimo, indagato per peculato relativamente all'inchiesta Nemo Sud, si era dimesso dall'incarico di commissario straordinario all'ASP di Catania. Non ci sarà alcuna sospensione per il ricorso presentato al TAR di Palermo contro l'aggiudicazione dell'ex Bluetech di Termini Imerese a Pelligra Holding SRL. I commissari straordinari non hanno giudicato infatti idonea la proposta del legale dei gruppi ricorrenti. Infine è morto all'età di 74 anni il professore Antonino Recca. Da diversi anni combatteva contro una malattia. Recca è stato rettore dell'Università di Catania dal 2006 al 2013, a dare la notizia lo stesso Ateneo. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.